Il giornalista editorialista del Corriere della Sera e scrittore Matteo Collura, biografo di Sciascia, ha pubblicato sul Corriere della Sera un Elzeviro che, tra l'altro, rilancia le difficoltà a classificare lo scrittore di Racalmuto tra letterato o no, e dunque Sciascia come unicum nella vicenda letteraria del secondo Novecento italiano. In proposito, Dario Piparo ha intervistato al telefono il nipote di Leonardo Sciascia, il regista Fabrizio Catalano. Sentiamo. Matteo Collura in questi giorni ha pubblicato un Elzeviro sul Corriere della Sera in cui analizza la figura di Leonardo Sciascia, un letterato quasi anomalo. Ma io ho letto con attenzione l'Elzeviro di Matteo Collura e non posso che essere d'accordo. Forse il mio parere potrà sembrare di parte, ma credo che quella che Matteo individua come una caratteristica di Leonardo Sciascia, forse in qualche modo è una caratteristica di tutti i veri grandi, di non essere facilmente catalogabili. In fondo mio nonno si è occupato un po' di tutto, in fondo mio nonno è stato scomodo per tutti, ma per la sua libertà può essere purtroppo da tutti tirato per la giacca. Anche in questi giorni io sono stato a Racalmuto, insomma, col giorno della civetta, dove abbiamo realizzato le riprese per la RAI dello spettacolo, e gli stessi commissari che in questo momento gestiscono il comune di Racalmuto, da una parte non fanno niente per mantenere l'eredità di Leonardo Sciascia, poiché insomma il comune da tempo non dà il finanziamento alla fondazione, poiché da 2 anni il teatro, che pure aveva prima tanto successo, è rimasto chiuso. Eppure però si mettono un fiore all'occhiello facendo questo spettacolo a Racalmuto. Mio nonno diceva che il brutto non è morire, è sopravvivere nel ricordo distorto degli altri. È un destino che anche a lui è toccato e che forse in qualche modo a tutti i grandi polemisti tocca. Ecco Fabrizio, il fatto che Leonardo Sciascia sia ancora così attuale, la denuncia della sua letteratura sia ancora così attuale, è un dato che in qualche modo preoccupa in relazione della società di oggi italiana. Sì, devo dire che preoccupa tantissimo. Noi vediamo intorno a noi dei paesi molto più poveri del nostro, quelli arabi sul bacino del Mediterraneo, le cui popolazioni riescono a fare delle rivoluzioni. Ma abbiamo visto che in Islanda, quando le banche stavano per prendere il potere, gli islandesi hanno fatto la rivoluzione e si sono ripresi il loro paese. Anche in Grecia, in Spagna, la gente scende in piazza. L'Italia ha una crisi, attraverso una crisi che forse non è irreversibile, ma dalla quale sicuramente sarà duro uscire, eppure le coscienze degli italiani sembrano addormentate, eppure gli italiani giocano con la PlayStation invece di preoccuparsi del loro futuro.